Guardate che bei fustacchioni! Complimenti. Complimenti! Bravi, complimenti. Sì, con la corriera. Bravissimi. Yeah. Occhio che c'è un vaso di marmellata. Interrompo il caro Frank per ricordarvi del ritorno del rinomato Festival di Pordenone. Siete ancora in tempo per presentare i vostri corti e comprare i biglietti per la premiazione. E adesso torniamo alla canzone. When times were rough, I made sure I held you close to me. So call out my name. Quante volte ve l'ho detto? Dovete baciarvi, è semplice. Prendiamo 5 minuti di pausa, voi continuate a provare. Scusi signor Cinema, mi hanno mandato un messaggio. Ma chi rompe a quest'ora? Ma lo sanno che lavoro? Io sono un regista, eh? Something I've been wanting to tell you for a long time. It might hurt you, hope you don't lose your mind. Well, I was just a boy, about 8 years old. You threw me a Bible on that Mississippi road. See, I love you, Papa, you did all you could do. È arrivato un cane che me li ha bruciati. Mio figlio è ossessionato dal suo film. Grazie mille, cioè non serviva. Però per il pagamento eravamo rimasti d'accordo, mi sembra. Sì, arrivo subito, mi aspetti qua. Ok, grazie. Ciao ragazzi, è da un po' che non ci si sente. Stavo ascoltando la radio e tra poco c'è il Festival di Pordenone. Che ne dite, ci possiamo riprovare? Fatemi sapere in caso. I don't read the newspapers because they all have ugly prints. Beh, allora, come va la vita? Cosa avete fatto dopo il successo dell'anno scorso? Ma io in realtà ho smesso con sta roba del cinema, ora mi occupo di business. Un po' di import, un po' di export, you know what I mean? E io invece sono riuscito a prendere qualche ruolo, non grandissimo,
Non so se avete presente Sidney, sono sullo sfondo. Ma io faccio film. Bene, sono contento per voi. Io invece sono rimasto a fare l'unico lavoro che puoi dopo il dance, meccanico. Ma come abbiamo fatto a non vederci per un intero anno? Mi siete mancati, ragazzi. E tutto per colpa di quella cazzo di marmellata di fichi. Marmellata o non marmellata, c'è un detto che fa: ieri è passato, domani è un mistero, ma oggi, ragazzi, è un dono. Per questo si chiama presente. Ma hai appena citato Kung Fu Panda? Ragazzi, io non mi sento molto bene. Dai ragazzi, che facciamo quest'anno? Beh, potremmo fare un altro West, è andato bene, no? L'ultima volta. Squadra che vince non si cambia? No, basta western! Ma io, ragazzi, avrei un'idea nel cassetto. Grande che è questo. Però ragazzi, che cazzo facciamo? Cioè... Dammela! Facciamo una rapina! Allora, in pratica in questa scena qua, quando lui arriva verso il centro, facciamo un cambio di fuoco repentino e dopo utilizziamo il controcampo e... Allora ragazzi, siamo pronti per girare? Ma come cazzo ti sei vestito? Abbiamo detto che dobbiamo fare i lati. Così sono vestiti nei film. Sì, ma dopo che li hanno presi. Dai, vai a cambiarti veloce. No, guarda, sta location è inguardabile. Lui non è di Central Cell e non abbiamo il budget per girare questa scena. Beh, in realtà un modo per trovare i soldi io ce l'avrei. Però dovete vestirvi tutti elegante. X gon' give it to you. Wait for you to get it on your own. X gon' deliver to you. Knock, knock, open up the door, it's real. With the non-stop pop out from stainless steel. Go hard getting busy with it. But I got such a good heart that I make a motherfucker wonder if you get it. Damn right, and I do it again. Cause I am life, so I got to win. Break bread with the enemy. No matter how many cats I break bread with, I'll break who you sending me. You motherfucker never wanted nothing but your life saved. That's on a light day, I'm getting down, down. Like it said freeze, but won't be the one ending up on his knees. Please, if the only thing you can't steal was came out to play, stay out my way, mother. First we gonna rock, then we gonna roll, then we let it pop, don't let it go. X gon' give it to ya, he gon' give it to ya. X gon' give it to ya, he gon' give it to ya. First we gonna rock, then we E ora che abbiamo ufficialmente perso tutto, che cosa facciamo? Bah, sicuramente il corto non lo possiamo consegnare e dobbiamo trovare una soluzione. L'unica sarebbe fare effettivamente una rapina. Sì? E dove? Ci siamo. Buongiorno. Allora, come non fare un sequel vince il premio
4 vasetti di marmellata, un premio che non esisteva. Non esisteva, sono riusciti a, 5 secondi fra fa. l'altro, a sconvolgere la scaletta, perché insomma abbiamo voluto cominciare proprio con loro. Che facciamo di sti qua? O gli diamo 4 sberle oppure gli diamo un premio. E La allora seconda. i 4 vasetti sono pronti e loro sono Erind, Ago, Erind, li vorremmo qui sul palcoscenico. Dove siete? Siete Eccoli. vivi? Ah, Eccoli eccoli. qua, guarda, No. guarda. Francesco Barbari, Elias Hernandez Rivera, Cristian Sirpo. Ciao, Siete eleganti, ciao. siete veramente eleganti. Ciao. Voi siete i famosi, voi che siete in 4 siete come i Blues Brothers, eravamo rimasti a questo l'anno scorso, che sono 2. Quindi... Ma vi siete messi eleganti, Sì, sul ma veramente. serio. Avete creduto a questo mito dell'eleganza. Bene. Sapete che c'è un sindaco venuto a... Anzi no, presidente. un presidente del consorzio del Figo Moro di Caneva. È venuto apposta per voi? Ed è qui, ed è molto vicino, eccolo qui, per premiarvi. Il gelato. Arrivo, ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo, ecco qua. Una cosa... sì. Allora, devo dire che sono fenomenali. Intanto vincere è difficile e rivincere è veramente da essere bravi. Statisticamente. Poco probabile. Voi avete rotto un vasetto di marmellata, quindi per non litigare ne abbiamo portato una e vi abbiamo portato una marmellata favolosa, che è il Figo Moro da Caneva. Non so se la conoscete, ad ogni modo la assaggiate, dite di sì. la conoscerete. Insomma. L'importante è questa marmellata ha 3 caratteristiche che sostanzialmente io spero vi accompagnino nella vostra vita. Uno è naturale e quindi essere naturali penso sia importante da quando si nasce a quando si muore più tardi possibile. 2 è una carica di energia e avere l'energia bisogna averla sempre. 3 è gestita dalla passione di un gruppo di persone che vogliono salvaguardare questo prodotto. Quindi vi auguro di avere nella vostra vita la passione per raggiungere i vostri obiettivi, come noi ce la mettiamo nel gestire questo frutto e questi prodotti. Mamma mia, non Bene, sei grazie. sindaco, però ti faranno sindaco. Bravo, Queste bravo. parole, grazie. Consegna Bene. pure Alessandro Mutton, tra l'altro, non ti abbiamo presentato. Uno dice comunque è buona col pane, ecco, quella... Sì, la cosa... Occhio a non farla cadere, che dopo te fa un altro, No, un altro video. tenetela per il prossimo. Come si fa a fare un sequel di un non sequel? Complimenti. Però Ecco, c'è un c'è colpo qualcuno di che vuol scena. dire qualcosa. No, non vuole, è costretto. Vuole dire il presidente qualcosa. del CICP, Centro Iniziative Culturali di Pordenone, eccolo è qui qua. e ha una sorpresa. Prof. Fulvio, un video, Fulvio una chiavetta, Dell'Agnese, no. Puoi. Sì, È ecco. tuo, presidente, è roba tua. Guarda. Dunque, chiaramente noi abbiamo la fortuna e il privilegio di ritrovarci qui per il secondo anno dei cineasti di questo spessore, che hanno avuto la forza di sopravvivere come squadra all'incidente del vasetto che si è frantumato lo scorso anno. Adesso hanno un vasetto a testa, ma noi abbiamo pensato che per stimolare comunque la loro futura carriera fosse il caso di metterli ulteriormente alla prova, per cui abbiamo pensato di accompagnare ai 4 vasetti di marmellata un premio in denaro che fosse però rigorosamente non divisibile per 4, per vedere come se la cavano, ragazzi. Ecco a voi. Bravi. Quasi un invito a fare un prequel. Mamma mia, guardate quante belle Il prossimo cose. anno sarà come fare un prequel, quindi...
Quante belle cose vi portate a casa. Il diploma. Già la pergamena è un casino in 4, Ecco. Bene, grazie ragazzi, grazie. Grazie Presidente. Che c'è? Ah, ci sono dentro quelle cose che sapete i comuni hanno là, dove buttiamo tutta sta roba? Glieli danno a loro. Grazie, complimenti. Bene. Benissimo. È uno svuotacantine, diciamo. Ecco, quindi. Ma complimenti che era pieno di idee. Siete Bravi. pazzi. Allora, adesso cosa fate? Cercate lavoro come tutti? Geniali No, questi, poi. disperati. Siamo in Italia. Allora, buongiorno, benvenuti alla 42esima, lo diciamo, lo ricordiamo, che da un po'. edizione di questo concorso internazionale, video, cinema e scuola. Il concorso, ricordiamo, patrocinato da di tu il nome, patrocinio è sempre un casino. Maria pronuncia bene Maria Pejcinovic Buric, ok, ce l'ha fatta. Ecco, che ha sostituito che è il segretario generale del Consiglio d'Europa, che è una carica prestigiosa, che di solito viene ricoperta da personalità integerrime. Però purtroppo è finito male, quello di prima è in galera. No. È stato uno dei cose primi, che capitano, uno dei primi beccati con Epstein. Va bene, andiamo avanti. È incredibile. Non dovevamo dirlo, non era sottolineato. Ma lui lo scancella. Il concorso è promosso dal Centro Iniziative Culturali di Pordenone, di cui sopra, nell'ambito del progetto di educazione all'immagine Acchiappasguardi. È realizzato con la partecipazione dei Ministeri della Cultura, dell'istruzione e del merito, nell'ambito del progetto Cinema Immagini per la scuola. Tutto nell'ambito in Italia. C'è anche la partecipazione della regione Friuli-Venezia Giulia, Comune di Pordenone, Fondazione Friuli, Armo 1191 1191, nonché la collaborazione di questo edificio, Casa Studente Centro Cultura Pordenone e Fondazione Concordia 7. Però allora, i lavori che insomma, sono stati premiati hanno subito un vaglio di una commissione, un po' di commissione, ormai sono diventati esperti, sono qua da 42 anni anche loro, quindi 42 anni più X, X non lo diciamo. X non lo diciamo. La commissione è composta da... Si sono trovati, dobbiamo dopo dire... va a mangiare, guardano col telefonino, poi mangiano. Cosa pensi di questo? Angelo Bertani, critico d'arte. Angela Biancata, esperta social media. Paolo Comuzzi, videomaker. Daniele Dazzan, docente di musica. Patrizio De Matteo, grafico. Poi abbiamo... Francesca Ferraro, presidente Fondazione Concordia 7 Oggi, che è rappresentata da Maura Verardo, che fa parte del consiglio della fondazione. Ok, Lisa Garau e Loredana Gazzola, specializzate in didattica museale. Martina Ghersetti, giornalista. Francesca Muner di Armo 1191, che è storica dell'arte, esperta in comunicazione e media. Oggi presente però è il fratello Andrea. Tu non volevi venire, giusto? È vera questa notizia? Ti ha costretto. Hai saltato la messa della domenica per essere qui. L'applauso ad Andrea Muner. Gioco forza. Però puoi andare stasera a Corderos la fanno, al 18 la fanno. Giorgio Zanin, insegnante. Julio Dell'Agnese, docente a storia dell'arte, presidente del l'abbiamo sentito. Hanno partecipato al concorso 101 opere, quindi è stato un lavoro... 101? 101. E la 1? L'ultima? Come, proprio a pelo. Come i cani, la carica dei 101. Che hanno coinvolto studenti, insegnanti, province italiane di un sacco di province. Noi diciamo sono in ordine alfabetico. La prima è Ancona e l'ultima è Vicenza. Arrangiatevi, il resto... No, sono quasi tutte. No, poi scopriremo. C'è anche la Slovenia. C'è anche la Slovenia. Vero? Sì, c'è anche. Vero. Quindi è internazionale, confermato. Ma andiamo adesso arrivate. Sì, avete perso il premio?
E anche Ha il premio, perso il treno. che noi andiamo a pranzo, che i soldi vostri. E da dove venite? Ah, Vabbè. e lui no. Cioè, veramente. Sempre Torino alla casa. No, sono andato a casa a prenderla a Torino. Sai chi è il presidente delle infrastrutture ferroviarie in Italia? Lo sai che i treni arrivano tardi, Sai? c'è un motivo? Sai che è impegnato in altro? Va bene, va bene. Allora, cominciamo a dare questi premi. Il primo è il premio del Centro Iniziative Culturali Pordenone, sezione Università. Quindi Titolo partiamo dell'opera dall'alto. Are You Awake di Paolo Boschian Cook, Università degli Studi di Udine. Vediamo il trailer. Agevoliamo il trailer. Are you awake? Are you awake? Are you awake? Or lost in pain? Wake. Are you awake? 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 Lost in pain? Are you awake? Are you awake? Are you awake? Or lost in pain? Bello, complimenti. Sponsorizzato dal reparto pneumologia dell'ospedale di Udine. Il titolo è stato come dire, voluto assieme all'Arlef per la difesa della lingua friulana. Allora, Paolo, ci sei? Paolo, eccolo. Non vergognarti, dai, hai vinto, sì. abbi pazienza. Quindi si è alzata la sbarra. Paolo Se Boschian sei arrivato Cook. qui vuol dire che... Paolo Boschian Cook, sei qui, hai vinto. Lo sapevi? Ciao. Lo sapevi? Vedi A che- tua discolpa, cosa vuoi dire? Trova una scusa, capita, succede, sono errori di gioventù. Non voglio parlare del video, ma perché Bravo, si guarda bravo. solo. Bravo. E Mi ringrazio piaci. tutti per l'occasione. 500 euro. Esatto. Che ne farai? Quante sigarette ti compri? E la mia famiglia che è qui, perché se Ah, no non sarei quindi qui senza di loro. vergogna. Quindi non hai la patente, quindi era finto. Guida solo Dov'è la nei famiglia? film. Dov'è? Sulla mano la famiglia? Ah, famiglia normale, padre, madre, non c'è niente di strano. Sapevate chi ha vinto? Complimenti. Tu ti becchi un premio dal presidente Fulvio Dell'Agnese. Eccolo qui. Sorriso di circostanza, foto. Che studi all'università, Paolo? Ho finito. Hai finito? Facevo comunicazione. Adesso che fai? Filmmaking. Lo fai, sul serio? Quindi si può. L'università funziona. In teoria, sì. Vediamo alla fine. Mantieni la teoria. Grazie. Bene, grazie bene. a Paolo. Grazie Paolo, grazie. Complimenti ai genitori. Prossimo premio. Complimenti. Andiamo al premio Fondazione Concordia 7. Sezione scuola secondaria di secondo grado alle superiori, come si diceva una volta. Titolo dell'opera Inferno dentro di Massimo Lucas Buonomo e Matteo Franz Arrighini della classe quinta liceo classico Niccolò Machiavelli di Lucca. Agevoliamo il trailer. Iris, dove vai?
Iris, non piangere. Io vi amo. Sì, a volte sono un po' duro, ma è solo per amore. È complimenti. è un tema di Allora, quelli belli, tosti e presenti. C'è Purtroppo. qualcuno? C'è Massimo? Eccolo C'è- qua, eccolo qua. Ah, sei tu. E tu sei? No, nome. Ah, sei tu, sei proprio Massimo. Prova a fare così. No, non va ancora. Vabbè, urla. Ah, bello, complimenti. 500 euro anche per te. Che vuoi dichiarare? Che vuoi... Te l'aspettavi? Tu che vuoi fare? Liceo classico, fai il classico. Sì, finito. Anche mio figlio ha fatto Hai classico, ma finito? non faceva queste cose. Hai finito. E adesso? Proprio il problema è quello. E adesso? Ci sono tanti ponti. Non va proprio. Ecco, Sì, va. No, dico che ci sono tanti ponti, cioè nel mondo. Ma anche prossimamente. Perché fermarsi Anche a Pordenone ho visto che ce n'è qualcuno. Ce n'è qualcuno, sì. Università? Sì. Dove? A filosofia. A filosofia? Ti rendi conto? Dove? A Roma. A Roma? Sì. A Roma. Mio figlio è a Bologna. Va bene, chi vince? certo. Hai già fatto qualche esame? Sì. Cosa? No, vabbè. Una cosa nostra. Cosa nostra. Complimenti. La scorsa volta che vinsi ho detto che avrei speso tutto in alcol e droga. Ora l'alcol è finito. La droga ancora un po', quindi, per cui sono contento. Però di aver sei vinto. partito da quello che costa meno, devo dire, Sì, forse. mo partirò al contrario. Dipende cosa prendi. Vabbè, adesso... Tu sei di Lucca, abiti a Lucca? Sì. È un casino Lucca Comics. Trovare posto. Vabbè, insomma, no. se hai un Se avete letto domande in da più, fare beh. a Massimo è qua. Allora. Senti, vuoi il premio? Lo vuoi? Certo. 100 Lo euro. prendiamo, Bene. Maura Verardo è qui, eccola qui, guarda che bel premio. Grazie Maura, complimenti. Massimo, Grazie, a Roma è un complimenti. casino, E poi c'è quello dell'università da prendere come premio, quindi... Stavamo per venire alla Sapienza a fare una cosa, però. No. Beh, che ci vuol dire? A Roma è difficile trovare parcheggio, trovare non appartamento. avendo l'auto. Non avendo l'auto è facile. Capito. Appartamento è un casino? Sì. Caro? Sì. I tuoi genitori sono contenti? Ma spero di sì. Non ho detto, ma se andava a lavorare. Non era Ma ripeto, ci sono tantissimi ponti, quindi... non... metafora. Grazie Massimo. Vattene. Premio Fondazione Concordia 7, c'è una segnalazione. Sì, sempre premio Fondazione. Il titolo è Romeo e Giulietta, classe terza A, 2, Istituto di Istruzione Superiore Enrico Mattei di Recanati, Macerata. Coordinamento dell'insegnante Aleandro Tubaldi e il supporto degli esperti esterni del progetto Cinema e Immagini per la scuola del Ministero della Cultura e Ministero dell'Istruzione del Merito. Vediamo il trailer. Gigi, struca il bottone. E che ti fai trascinare a duello da Piliseri? Gottati Bergoglio. Guarda in faccia la tua morte. Cercavo solo di mettere pace, rinfodere la spada, o usala come me, per dividere costoro. Pace. Pace. Io odio quella parola. Come odio l'inferno. Te e tutti i Montecchi! Fatti sotto, vigliacco. No, è finito il trailer, finisce subito. Fa paura. Quanto attuale è questo video? Quanto attuale è?
Scusa, Montecchi e Capuletti. scusa, pensa il nostro referente media educator ieri ci ha detto che negli ultimi 10 anni sì. il possesso di armi da parte dei minorenni è aumentato del 100 no, più 480%. I minorenni con le armi, con coltelli, E qui c'è la faida, insomma, no? Chiudiamo. Vabbè, chiudiamo. ma chiediamo. Allora, c'è no, non c'è 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 un video saluto, C'è è un vero, video c'è il saluto, video saluto, da c'è il video parte- saluto. Sarà Allora- cattivissimo questo, secondo me. Con Montecchi. Eccoli qua. Ciao Videocinema e Scuola, siamo i ragazzi dell'ITIS Materie Canali. Vi ringraziamo tantissimo per la vostra segnalazione nel nostro Romeo e Giulietta a un inizio. Ci dispiace tantissimo di non essere lì con voi, ma vi ringraziamo e vi mandiamo un abbraccio. Itis Mattei. Grazie. Dai, vedi che... Vedi che anche chi fa l'ITIS ha un tratto artistico. Si può. Attualizzare Shakespeare così non è male. Figo, non è bello, male, bello. non è male. Cosa più attuale di Shakespeare c'è? Sì, di Qua eterno, chiudo parentesi, quantomeno no. eterno. Quindi, o Premio quasi. Casa Zanussi, che è questa qui, vi ricordiamo. Centro Cultura, cultura, quando dico cultura, mi fa male un po' la fegato. Centro Cultura Pordenone, sezione scuola secondaria di primo grado, le medie. Il titolo dell'opera è Leo, lei e la I. La I. Classe seconda L, Istituto Comprensivo Margherita H di Cernusco sul Naviglio. Agevoliamo il trailer. Agevoliamo. Ok, qual è il piano di oggi? Matthew Hussey, coach relazionale, suggerisce un piano in 3 fasi. Ok, dimmi. Fase 1. Guarda che ti piace per meno di mezzo secondo. Poi distogli lo sguardo. Aspetta un momento e guardala di nuovo, accompagnato da un sorriso. Fase 2. Controlla la tua igiene personale e il tuo aspetto prima di avvicinarti a lei. Fase 3. Attiva l'effetto Ben Franklin. Chiedele un piccolo favore. Chiedele di tenerti la giacca in mano o l'ombrello. Poi ringraziala. Questo scatenerà un senso di connessione. Perché dovrebbe tenermi la giacca? Va bene, qualsiasi oggetto. È per me? Che bella! No, me lo tiro un attimo. Ok. Grazie, sei stata gentilissima. Figurati. Hanno già capito tutto. Hanno già capito tutto. Allora, c'è qualcuno in sala per un saluto? Ho già capito tutto, sti ragazzi. Il futuro sarà così, Ci faremo guidare. Non c'è nessuno? No, sul serio? No? Non c'è, pazienza. Aspettiamo un attimo, magari. Dai, arrivano. Ok. C'è una segnalazione, andiamo avanti, sempre per il premio Casa Zanussi Centro Cultura Pordenone, c'è una segnalazione il cui titolo è Una scuola sottosopra. Allora, è la scuola italiana. Questo è bello. Evidentemente. Classe terza C, scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo Daniele Manin di Roma. Coordinamento degli insegnanti Nicole Pancarli, Susanna Nicchiarelli, Marianna Cappi, Tommaso Castellani e Francesco Romano. Vediamo. Oggi ci troviamo presso la scuola Daniele Manin perché negli ultimi mesi una classe, la terza C, sta cercando di creare un nuovo sistema scolastico. Ha costituito un vero e proprio partito per rivoluzionare gli equilibri fra alunni e docenti. Seguitemi. PPS sta per? Partito Popolare Studentesco. E come è venuta l'idea di questo partito? Beh, è nato tutto con un battibecco coi prof per via della costante riduzione della ricreazione. Loro ci tenevano in classe come punizione per il nostro scarso impegno, ma era tutto falso, voglio dire.
A volte capita qualche distrazione, ma non era nulla di che. Davanti all'ennesimo abuso di potere abbiamo deciso di fare qualcosa. Questo è il nostro primo decalogo, un insieme di 10 proposte per migliorare il sistema scolastico e per rendere più equo il rapporto tra docenti e studenti. E può descrivermi i principi base di questa... La chiami pure Costituzione. L'eliminazione dei prof dalla scuola non è male. Intervalli più lunghi, ho letto. Lei che fa venire voglia di tornare a scuola, anche Spider-Man è voluto tornare a scuola proprio per... Allora abbiamo un video saluto anche in loro questo non caso. ci sono, però c'è il video e saluto. di seguito anche un altro. Due video saluti. Due video saluti. Uno è il prof, l'insegnante, giusto? Esatto, Nicchiarelli. E poi i protagonisti. È veramente un onore ricevere questo premio e anch'io sono molto orgogliosa di questo cortometraggio e anche degli altri fatti nell'ambito del nostro progetto che si chiamava Vero o Falso ed era un progetto sul mockumentary e sul rapporto tra la verità e la falsità, e devo dire che ho visto e sentito cose davvero molto interessanti, le ho viste fare, scrivere, ma anche poi ai dibattiti dei film che abbiamo visto, tra cui c'era appunto Truman Show e altri film che mettevano in questione proprio il rapporto tra il vero e il falso. Sono venute fuori delle cose molto, molto interessanti dai ragazzi, e in questi film, in questo in particolare, c'è un messaggio significativo rivolto a noi che ora non vorrei cercare di riassumere perché poi credo che il film parli da sé. Grazie mille. Prego. C'è un altro saluto. Sì, c'è uno. Di uno dei protagonisti. C'è Luigi? C'è l'altro video saluto. Ciao, sono Matteo, uno dei personaggi del corto. Gli altri miei compagni non hanno potuto fare il video con me per vari impegni, quindi parlerò un po' solo io. E niente, volevo dirvi un po' com'è nata l'idea. Non mi ricordo esattamente tutti i dettagli, però mi ricordo che lo spunto iniziale ce l'aveva dato il regista Francesco, e mi ricordo che comunque eravamo tutti molto esaltati perché tutti volevamo fare un sacco di cose e non c'è il tempo per fare tutte queste cose, e ci hanno detto subito, hanno messo i piedi per terra e ci hanno detto: guardate, abbiamo 15 minuti, quindi capiamo bene cosa vogliamo fare, ma soprattutto capiamo bene quello che possiamo fare. E questo ci ha aiutato, cioè non è stato un limite, è stata una guida. E ora io magari vorrei raccontarvi anche qualche aneddoto, ma magari, non ho tutto questo tempo, quindi vorrei finire dicendovi la mia idea generale su questo percorso, perché è un percorso che mi ha fatto vedere tutto il mondo che c'è dietro qualsiasi serie, anche Radio Stupida, ma mi ha anche cambiato la prospettiva di come vedo le cose in generale, perché se prima, ad esempio, guardavo uno spettacolo di un musicista che suona il pianoforte e ascoltavo solo la canzone fatta bene, ora riesco a vedere, provo a vedere più che altro tutto il lavoro che c'è dietro un musicista o una serie, tutte le cose sbagliate, tutte le note sbagliate, tutte le volte che un attore ha sbagliato una battuta, perché a me che comunque avevo un po' di battute le sbagliavo un sacco di volte, quindi riesco, o almeno provo a vedere tutto quello che c'è dietro e mi aiuta a comprendere meglio. Abbiamo capito. Della serie Sbagliando si impara e forse è l'unico modo per 16 farlo. anni e già non c'ha tempo. Già non c'ha tempo per fare niente. Allora c'è una segnalazione, sempre un'altra segnalazione, siamo sempre nell'ambito del premio Casa Zanussi Centro Cultura Pordenone. Il titolo è Tra le nuvole, classi del tempo prolungato, seconda e terza B, dell'Istituto Comprensivo Enrico Ursella di Maiano e Forgaria, Bujaud. Il lavoro è stato coordinato dall'insegnante Manuela Madotto e supportato tecnicamente da Paolo Comuzzi. Vediamo. Ho bisogno di un attimo di respiro, adesso che posso andare in bagno.
Lui, Luca, mi guarda spesso. Ma cosa significa davvero? È solo un'amicizia o forse mi sta guardando in un altro modo? Sono pronta a capire se c'è qualcosa di più o sono solo confusa. E i capelli come mi stanno? Ho quasi perso il pulmino per sistemarli stamattina e adesso? Ma poi mi chiedo, è davvero lui che mi guarda o sono solo io che mi faccio troppe domande? È sempre così, mi faccio tutti sti film in testa. Magari mi guarda solo per giudicarmi. Ti è piaciuto? Ti è piaciuto? Nel ricordare però che in bagno si va se si deve fare qualcosa, no, non per guardarsi. pettinarsi. Prendiamo atto, però ricordiamolo perché sono cose. Bene, si è già alzato. Dove pensa. vai via? Una volta che vai, torni via. Ah no, è il premiatore. L'insegnante, c'è l'insegnante, eccola, l'insegnante C'è? Manuela Madotto. Manuela. Ti sei incastrata. Manuela, da chi ha imparato quella ragazza andare a sistemarsi i capelli? La scuola prego. ha anche una funzione Fate lì, no? educativa. Venite su. Sì. Buongiorno, prof. Buongiorno. Sei la ragazza. Eccolo. Allora, prof, che ci dici? Come è mai nato? Come si è sviluppato poi? Allora, come è finita? Com'è finita? Diciamo che c'erano varie storie e questa purtroppo non è finita bene. Però basta guardare, perché poi tutti i lavori li troverete nel sito in edicola di Casa Zanussi e quindi non sveliamo l'assassino. No, Su Rai Play? non c'è No. un assassino. No, non c'è l'assassino. No. Quindi non sveliamo. Lui è uno degli attori. Ah, hai visto? Lui non ti ho visto, ero distratto. No, non c'era non qui. c'era? No, era in un'altra sequenza. È stato bello fare il film? Hai mai fatto un film in vita tua? Sì, avevo fatto un altro cortometraggio. Ah, quindi sei un esperto. Quasi. Quindi, prof, oltre a insegnare di matematica e di conto, fate anche film, fate anche cinema? Nel tempo prolungato facciamo dei laboratori e tra questi facciamo anche laboratori. Benissimo, io ho sempre fatto anch'io le scuole speciali. In senso buono. No, ma erano le prime con i pomeriggi, quindi Prof. la famosa scuola a tempo pieno. A casa non mi volevano, era chiaro. Fin da subito, l'ho capito subito. Va bene. Però chiedi al premiatore di dire qualcosa, perché lo vedo un po' in imbarazzo. No, va bene così, va bene Premia così. Patrizio De Mattio, un applauso! Patrizio De Mattio. Grazie. Tutti. Grazie a voi. Avete i soldi li avete? Li avete presi? Che va bene la formalità, però. Sì. Insomma, da qualche parte ci arrivano, insomma, 100 euro. Una cena. 100 euro. Via Maiano, c'è un bel po'. Vabbè, dopo però. ti dico dove andare. Allora, andiamo avanti. Allora, premio Comune di Pordenone. Allora, i lavori li trovate poi ci sono le chiavette, le famose. Sono chiavette con due triple, no, due. A 4 uscite. Due uscite. Sono chiavette divaricate. Due uscite. Mi ha detto tante di quelle parole che non ho capito un cazzo. Sono chiavette a 2 uscite. Quindi potete metterle o prenderle. Se avete il vecchio c'è l'USB? USB Plus. No, 3. LG 3 C. 3C. 3 punto, no. 3 punti. L'USB, sì. Arrivederci. È una chiavetta Vabbè. Mamma mia. Si andava così bene con i quaderni. Insomma, voi fraccatela dentro nel muso che ci sta. Sì. Per cortesia, sono i bambini. Sì, no. Però il concetto di fraccatela è giusto. Vabbè. Allora, premio Comune di Pordenone. Voi, popolo italiani, lo sapete qual è la capitale della cultura? Faccio un po' di... Lo sapete qual è la capitale della cultura italiana del 2027? Lo sapete? Come no? Pordenone, nessuno ci crede. Non è facile. Pordenone.
Perché abbiamo altro oltre i ponti. Forse rifaranno i ponti. Forse. Allora, c'è un premio Comune di Pordenone, Capitale della Cultura 2027, sezione Scuola dell'Infanzia e o primaria. Infatti i ragazzini che sono qui sono per questo. Il titolo dell'opera è Alla scoperta della figura della donna nella storia dell'arte. Alla Classe faccia. quinta A, scuola primaria Carlo Collodi dell'Istituto Comprensivo Ha Pordenone, vinto Pordenone. centro, coordinamento dell'insegnante Claudia Fagiani con il supporto degli esperti esterni del progetto Cinema Immagini per la scuola del Ministero della Cultura e Ministero dell'Istruzione e del Merito. Mamma Pensa. mia. Tanta 500 euro, 500 Allora, euro. maestra. Ecco, mentre vi preparate, agevoliamo il trailer. Scuola primaria, ma ci siete tutti! Che bello, tenetevi pronti, trailer. Vi dichiaro marito e moglie. Ma noi siamo già sposati. Siamo nel 1434 e mia moglie è incinta. Pietro, che figuraccia. Forse è meglio che togliamo il disturbo. Ciao. Ma secondo te, perché la signora anziana piange? Secondo me perché non è più giovane e bella. Non è questo il motivo. La paura delle persone anziane è quella di non poter vedere crescere i propri nipoti e di essere dimenticati. È impossibile dimenticare i nostri adorati nonni. Beh, Anche Vedi, perché allungano la paghetta i nonni. Maestra. E quindi come fai a dimenticarli? Pordenone Centro, è qui! Venuta. Accomodatevi, buongiorno. Vabbè, Accomodatevi, qua si guarda. gioca in casa. Accomodatevi. Grazie a voi. Venga Ma più in guarda qua, che qua, così ragazzi, ci stiamo tutti. mettete. Bravissimi, Allora, bravissimi. Eccoci, vieni. Premia l'assessore Tropeano. Non Sì, assessore, una volta. Mi dicono di sì. Ancora presidente, Presidente del Consiglio. Presidente. Complimenti, 500 euro alla maestra. Veramente complimenti, maestra. Come è venuta a chi è venuta questa idea di far parlare i quadri addirittura? L'idea è stata un po' la nostra e noi vogliamo anche approfittare per ringraziare il nostro bravissimo regista Giorgio Simonetti che ci ha accompagnato in questo fantastico progetto. Abbiamo Progetto Acchiappasguardi. Progetto Acchiappasguardi, abbiamo scelto un tema che fosse anche un po' di attualità, la centralità della figura della donna e anche attraverso la lettura delle opere d'arte nella storia. Bello. E quindi abbiamo avuto un'occasione unica, i ragazzi sono emozionatissimi, anche io, e grazie di tutto. Grazie. Grazie. Bello. Voi lo sapete. Complimenti. Ecco. Devo dire qualcosa? Devi dire qualcosa. Ma io sarò velocissimo. Innanzitutto grazie a chi ha organizzato questo premio perché è bellissimo e poi devo ringraziare naturalmente i ragazzi che hanno partecipato, qui compresi, e poi i docenti, perché i docenti sono quelle figure che probabilmente lavorano tanto e hanno diritto anche loro veramente a quelle che sono le gratificazioni, quindi ringrazio tutti i docenti che si impegnano nelle nostre scuole e per i nostri ragazzi. Sì. Sempre un po' dimenticati. Sempre un po' dimenticati. Sì. Grazie ragazzi, complimenti. Grazie, ciao. Ma voi sapevate che i quadri parlano? Lo sapevi tu? Quindi... O sì o no? Lo sapevi? No. Non lo sapevi? No. L'hai scoperto a scuola? Sì. Può? Vedi che la scuola serve? Che adesso sai una cosa più di prima. Certe volte serve, meglio certe volte che zero. Serve con i quadri e durante la ricreazione. Adesso dovreste fare la cosa opposta di prima, cioè uscire giù, la foto l'abbiamo fatta.
Grazie maestra. Mi raccomando, i 500, ma i 500 vanno alla maestra o vanno alla scuola? Dalla scuola? Vanno alla scuola, purtroppo. Cioè no, purtroppo, no, per fortuna. Poi andranno a Simonetti, faranno il giro. Bene. C'è una segnalazione. C'è una segnalazione che si chiama, il titolo è giustamente, la lavatrice, essendo del comune di Pordenone, di greenwashing. Hanno fatto vincere la lavatrice. Scuola primaria Querini, Trentin, Viale San Marco di Mestre, Venezia. Coordinamento di Mattia Dian e dell'esperto esterno Solène Le Marchard per il progetto Grandi diritti giovani registi, progetto di educazione all'immagine dell'APS Macao ETS, testo della sigla scritto e cantato dalla classe quarta B primaria Querini, animazione classe quarta D primaria Veceglio di Mestre. Mamma mia. Il giorno della lavatrice tutte le macchie devono entrare in lavatrice. Arrivano le macchie da ogni dove. Oh, giusto in tempo. Speriamo che il mio amico Mac sia già arrivato. Lui che è sempre in ritardo. Oh mamma mia, speriamo di arrivare in tempo. 3, 2, 1. Che bello. Non è finito. Beh, come si è ridotto. Che puzza. Noi non vogliamo giocare con te, perché sei diverso. Solène Prego. assieme a Gael. Venite qui. Vedi che si può, Solène, scusa, posso, intanto abbiamo capito un po' il mood del complimenti, ma dico, si può fare animazione anche se uno non sa tanto disegnare? Si può fare animazione se uno non sa tanto disegnare, Gael? Sì, si può fare. Sì, basta, Anzi, perché c'è una tecnica in realtà e questa è la meraviglia. Qual è? Stop motion. Stop motion e soprattutto avere qualcosa da dire, giusto? Aver qualcosa da dire, possibilmente direi. No, poi se uno sa disegnare tanto meglio. Qua a Pordenone c'è una scuola, tutti sanno disegnare, qua ci fanno i grafici. Ma lo sai, noi il Poi motivo puoi fare quello che vuoi, pensa. perché noi il motivo cioè per fare questo cortometraggio, in realtà ne abbiamo fatti altri 12 sul tema dei diritti dei bambini e per fare questo cortometraggio l'unica cosa che abbiamo imposto ai bambini è che i personaggi fossero delle macchie, in modo tale da eliminare quella paura dei bambini che già da piccolissimi ti dicono ma io non so disegnare, e invece essendo delle macchie abbiamo tolto quel problema e dunque a partire da lì tutto non devi poteva stare neanche diventare dentro le righe meraviglioso. se lo devi colorare, perché comunque è una macchia, quindi... Sei contenta? Bene, bravi, complimenti. Posso dire una cosa? Vuoi dire tutto? Il video ci è piaciuto tantissimo, anche perché ha strappato finalmente dalla solita tecnica del pennarello e avete lavorato con gli acquerelli, cosa non sempre semplice. E abbiamo apprezzato tantissimo, ovviamente, il contenuto abbinato alla tecnica. Bravissimi, grazie. Loredana Cazzola. La tecnica non è niente senza il contenuto, Esatto. è vero? Perfetto. No, è anche la tecnica. Sì. Però uno può avere una bellissima tecnica ed essere Allora, non aver niente da dire. Il problema degli acquerelli è che poi perché c'è il bicchiere con l'acqua. Io quanta ne ho bevuta. Pensavo fosse acqua e menta, invece c'era gente che disegnava. Complimenti. Vedi che la scuola può ancora dire qualcosa? Complimenti. No, tante volte ci si ferma proprio a questo per non mettere in difficoltà, no?
per una paura che abbiamo, no? Che qualcuno possa bere, che qualcuno possa farsi male, che qualcuno... Stiamo crescendo per paura asettici. di fare qualcosa di nuovo, facciamo quello che è già stato fatto questo, prima. Volete fare una pausa? Quanti caffè? Lei, qualcuno lui che protesta? No, caffè qua Stringiamo, ce ne sarebbero. Stringiamo. Dove devi andare dopo? Portali qua che gli facciamo giocare. C'è un premio territorio. Ma no, basta ancora un paio d'ore, ce la facciamo, dai. Un paio d'ore. Premio territorio per un video che promuova un territorio alla scoperta, ancora 2 orette, facciamo veloci, alla scoperta dei suoi caratteri culturali, antropologici e linguistici. Il premio va a GTA Valvasone City, Christian Sbrissa e Thomas Bolzan della classe quarta CA, Istituto Tecnico Settore Tecnologico Kennedy di Pordenone, sembrava il Kennedy di Pordenone. Ecco, con il coordinamento degli esperti esterni del progetto Formazione, Comunicazione, Social Media. Daniele Dazzan. Ci sei? Eccolo qua. Allora, eccolo qua. Ciao, benvenuto. Ciao. Allora, tu sei Christian Thomas? Christian Sbrissa. Thomas è una gara, premia Daniele Dazzan. Eccolo Una qua. gara di? Di ciclismo. Bene, tu invece la bicicletta no. Basta uno nel gruppo. Hai il microfono, scusa, Eccolo che qua. così. Eccolo qua. Una dichiarazione. Sì. A parte il no al ciclismo, ma il resto... Ringrazio tutti, dalla commissione, ma anche ai miei professori che ci hanno permesso di partecipare a questa iniziativa ed è un'esperienza bellissima. Grazie. Tu che fai a Kennedy, scusa? Informatica. Informatica. Sì. E sei di Valvasone? Sì, no. sì. Beh, allora, ho giocato in casa. A rimborso spese di viaggio 0. Bene, grazie, complimenti. Grazie. Tu hai 500 euro. Ha fatto così proprio, neanche una parola. Vabbè. 500 euro vanno al Kennedy, purtroppo. Vabbè. C'è una segnalazione sempre all'interno del premio territorio alla scoperta di Fiume Veneto, gruppo dei grandi della scuola dell'infanzia Angelo Custode di Fiume Veneto. Pordenone. Coordinamento delle maestre Elisa Scalon, Alice Darè, Simona Vincenzi, Sandra Dreon, Anna Olivier o Olivier? Olivier, Greta D'Alessio e Lisa Magagnin, con il supporto degli esperti esterni del progetto Cinema, Immagini della Scuola, Ministero della Cultura e Ministero dell'Istruzione e del Merito. Agevoliamo il trailer. Qui si prende un libro e si legge. Nella biblioteca si prendono tanti libri. Quando si prende un libro si sta in silenzio. Se no disturbiamo gli altri e poi ci cacciano via. In biblioteca non si corre perché ci sono i libri.
I libri sono per tutti, grandi e piccoli. La signora che ci dà i libri si chiama Eleonora. Allora, venite su, venite. Oh, Loredana Gazzola, sì, Loredana premi Gazzola. ancora, eccoli qua finalmente. Gli insegnanti, Venite. guardali, Anche di venite. qua, siamo circondati da bambini, venite ragazzi. Venite, salite, Bambini, prego. ragazzi, salite pure. Non ce la fai. Ma dai. Venite su. Qua, venite, bimbi, di Funziona qua. così. Bravi. Maestra, devi parlare. Insegnante, una cosa. Funziona così. Scusate l'emozione, ma loro sono i nostri bimbi grandi che adesso sono in prima e intanto ringrazio tutti i genitori per aver partecipato a questa iniziativa, perché insomma loro non fanno più parte della scuola, però Li avete richiamati? sì, sempre faranno parte della nostra scuola, quindi un grazie a loro, un grazie a Giorgio Simonetti che è stato super. Ancora super. della seconda volta, se non capiti più. E grazie a questa iniziativa perché veramente ha dato valore al nostro territorio, alla nostra scuola e abbiamo coinvolto il sindaco, la farmacia, la biblioteca, i posti che i bambini hanno nel cuore, li hanno scelti loro, le voci sono loro e hanno gestito loro tutto. Si chiama comunità. Sì, Una volta, adesso non so. Bravi. Bravi, complimenti. Ecco il premio consegnato da Loredana Gazzola. Scuola dell'infanzia Angelo Custode di Fiume Veneto. Grazie ragazzi, bambini. Ciao. Bambini. Prego. Seguite la maestra. Seguite la maestra. Seguite la maestra. Un po' di qua, un po' di là, senza farvi male. Ecco. Allora, passiamo a un altro premio Reel/TikTok per la promozione di un angolo del Friuli Venezia Giulia o della tua città. Il titolo dell'opera vincitrice è Pordenone, dove incontrarsi, Siria Barbarossa, Diego Fasciana e Massimo Dalla Torre delle classi quarta B del Liceo Artistico Statale Enrico Galvani di Cordenons, che nome strano. Coordinamento dell'insegnante Chiara Grando con il supporto degli esperti esterni del progetto Formazione Comunicazione Social Media. A pochi passi dalla stazione in piazza Cavour possiamo trovare la Mediateca. È un ottimo posto per studiare, giocare alla play, noleggiare e guardare film assieme ad amici o familiari. Il tutto è gratis e se ti trovi a Pordenone d'estate è un ottimo posto per fuggire dal caldo. Poco più distante dalla Mediateca possiamo trovare un giardinetto leggermente appartato. Ci troviamo dietro le elementari di Pordenone, nei giardini memoriali dedicati a Francesca Trombino. È un luogo relativamente tranquillo e poco frequentato, perfetto se ci si vuole rilassare senza nessuno attorno. Se invece preferite frequentare posti più conosciuti, questa è Piazza San Giorgio, un luogo molto comodo data la presenza della PAM, dove puoi acquistare da mangiare per poi tornare alla piazza e mangiare il proprio spuntino in presenza del ruscello. Un po' più appartato rispetto ai precedenti e molto meno conosciuto è un parchetto in via Vicolo del Molino. Ha solo 2 panchine e in estate è infestato dalle zanzare. Però se in inverno non sapete dove andare e volete stare tranquilli, questo posto è ciò che cercate. Qui ci troviamo ufficialmente al punto più distante dalla stazione della nostra classifica, che è il Parco Galvani. È uno dei parchi più frequentati di Pordenone, data la sua grande estesa di verde e data anche la presenza del Palazzo del Fumetto. Velocissimo. Allora, chi c'è qua? Chi c'è della quarta B? C'è qualcuno della quarta B? C'è qualcuno? Non si vergogni, dai. 200 euro, insomma.
Eccoli qua. Vieni. Quarta B. Vieni. Buongiorno. Premia Buongiorno Angela a te, Biancato. Ciao, buongiorno. Non so come fare, però tieni. Avrebbe ambito anche al premio Humor questo. Adesso arriva. Quindi le zanzare dov'è esattamente il posto più... In quel parco lì, più infestato di tutti. Bello, anche il posto più lontano dalla stazione. Ah, non va. Riesci ad accendere il microfono? Grazie. Avete scoperto il posto più brutto di Pordenone? No. Non c'è, non è. La stazione fa abbastanza. Bronx. Funziona. Una guida atipica, diciamo. Una guida atipica. Angela Biancato, il premio per voi di 200 euro. Ma andate a vedere, insomma, vedete il video, perché poi si scoprono un sacco di angoli di Pordenone che di solito non si frequentano. In questo modo qua io sarei più attirato da una guida così, cioè da un video così, almeno con la scusa vai a cercare questi posti strani e meravigliosi. Avete dichiarazioni? Avete qualcuno che lavora alla PAM, è evidente? No, abbiamo fatto in modo abusivo. Avete qualche scusa da fare ufficiale al rappresentante del comune a vostra discolpa? Ora o mai più? No, va bene così. Pordenone se lo merita. No, volevi dire qualcosa? No, ok. Benissimo, bene. Voi siete ancora là? Siete ancora al liceo artistico? Sì, siamo tutti e tre ancora lì. Ma dove andrete a finire? Non lo so nemmeno io, onestamente. Liceo artistico. All'università o al McDonald's? Bella forbice. Sì. Ah, posso ordinare Vedi che c'è sempre un ponte? Posso ordinare già un Big McCrispy? No, io vado all'università. Ah, vai all'università, va bene. Sì. Grazie. Bene, tu dove vai? sono... Al Mac. Sono 200 euro. No. 200 euro. Basta. C'è bisogno di artisti. Tu guardala che... C'è bisogno. L'alternativa è andare in sti cazzo di gente che ancora fa la guerra. C'è gente che fa la guerra. Ma stiamo scherzando? Tropeano, scherzando? Ancora? Ma tu fai un colpo di telefono allo scemo là. Fai un colpo di telefono. Almeno prova. Sarà occupato. Poi vorrei ricordare a tutti ricordalo. Palestina libera e tutto il resto di chiunque stia venendo attaccato, insomma. Sono questi. No, perché non bisogna parlare di politica. Scusate. No. Di Medio Oriente. È una situazione complicata. Bravo. Adesso ringraziate. Speriamo nella diplomazia. Ringraziate, andate via. Grazie. È da tanto che si spera nella diplomazia. Quindi... A McDonald's anche tu. Ho già capito. 1949. Non hai capito che sto qua. Appena dopo. Perché insomma un po' di... Bravo. Bene. Vai, McDonald's anche tu, vai. Bene. Andatevene via. Grazie. Allora, c'è... brutto però, questo era allora è andato tutto bene fino adesso, io non me l'aspettavo. Sinceramente, noi ci dissociamo come Papu, come associazione. Però ci buttiamo dentro anche il Libano, dai. No, Beirut, vabbè. No, giustamente Netanyahu ha detto, un attimo, la tregua la fa lui, io continuo a bombardare. Che cazzo, non è che adesso viene fuori che tutta tregua. Io ho il mio lavoro da fare. No, però peccato perché però vedi, questo non potevano solo presentare i premi, scusa. Serviva proprio citare la Palestina. Cioè, dai, insomma, un po' di quello che si dice. Oppure, basta. Veniamo al premio Humor. Per un video che coniughi espressività, recitazione e narrazione con Il titolo è C'era una volta 2.0, che è la chiavetta. No, è 3. Vince 3.0. Vince la classe seconda B nell'anno scolastico 24-25 della scuola secondaria di primo grado medie dell'Istituto Comprensivo 4 novembre di Arezzo. Arezzo è qui. Coordinamento dell'insegnante Anna Bernardini e supporto del tecnico esterno Francesco Faralli. Io ero lì, questa arriva, mi bacia, mi sveglia e mi sposa. Ero ancora mezzo addormentata e ora mi ritrovo da sola nel castello mentre lui va a caccia. Almeno prima avevo i nani a farmi compagnia. Amore! Eccolo, intervistate lui va, almeno non tenete occupato. Prova, funziona? Quando l'ho vista distesa
mentre dormiva come un angioletto, mi è subito garbata. Mi è venuto distinto da andare lì e dargli un bacio. A quei tempi mica si stava attenti ai microbi o si pensava alle mascherine, si andava a sentimento. E ora come va? Insomma, è sempre nervosa, vuole riarredare il castello e poi, in tutta confidenza, a me tutti quei nani intorno mi danno un fastidio, sempre a canticchiare, a fischiettare, mi entrano proprio le orecchie, guarda. Bello. Patrizio. Francesco Faralli. Francesco, sei tu, complimenti. Buongiorno, complimenti. Patrizio, Francesco, Patrizio. Ramiro è lui. Andrea. Patrizio, Casa Francesco, dello studente. Andrea. Questo non funziona? Sì, funziona. Complimenti. Quindi grazie mille, sono contentissimo di essere qui nuovamente perché mi avete Ah, premiato più e più volte. Pure tu. Recidivo, Più quindi e sono più contentissimo perché mi permettete di fare un bel giro a Pordenone ogni anno. Il Pordenone non è quello che si dice nei video dei No, ragazzi. tutti questi ponti non ci sono, ci sono meno ponti, ponti, no, i ponti meno ci sono. sì, pochi. E quindi no, sono contentissimo, quindi grazie perché fa, come dire, per la mia autostima. Tu sei venuto da Arezzo. Da Arezzo tutte le volte, anzi, no, vengo dalla Valdorcia, quindi ancora più giù, perché ora sto in Valdorcia e quindi mi faccio questi bei chilometri, ma molto contento. Devo denunciare una censura, però mi hanno tirato in parte le ragazze qua, mi hanno detto non serviva nominare la guerra, non ripetere che c'è la guerra, che magari se ne accorgono. No, quindi ritiro no, tutto, non c'è nessuna guerra, mondo in pace, siamo tutti bene. contenti. Arezzo com'è l'aria? Arezzo abbastanza bene, tanto non ci sto mai, sto in Valdorcia che l'aria è fine, sto bene. No, noi andavamo a Pian di Scoffi, lì nel Valdarno. È vero. Spesso. Sei là tu. Andavamo a raccogliere le olive in una tenuta lì. Il Valdarno. Ma queste sono cose nostre. Sono cose. Va bene, complimenti. Bene. 500 euro alla tua scuola 4 novembre di Arezzo. Grazie Complimenti mille. Francesco. Grazie. Insisti. Ritira il premio e insisti. Il premiatore non vuole dire, continua A non voler parlare. Vabbè. Allora, c'è un premio fotografia mentre i ragazzi vanno a farci un giro, giustamente, che ho detto un po' vabbè, ma dopo. Premio fotografia per un'opera che nelle riprese evidenzi particolare cura nella fotografia. Il premio non viene assegnato. Come no? No, non c'è. Ci sono delle segnalazioni, però. Il titolo della prima segnalazione è un bestiarium dell'Istituto Istruzione Superiore Cattaneo Mattei di Monselice. Coordinamento degli insegnanti Annalisa Pulse e Marco Bassato sul progetto Euganea Movie Movement e il sostegno degli esperti di laboratorio Marco Trevisan e Susanna Boetto del progetto Cinema Immagini per la Scuola del Ministero della Cultura e del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Bene, agevoliamo. Bestiarium. È strano che il vero valore di bellezza lo capisca parlando con degli animali. Infatti, pensandoci, gli animali non hanno standard di bellezza come noi. Sono belli perché sono unici, ma soprattutto perché sono loro stessi. Il mondo non ha bisogno di molteplici cloni. Ha bisogno di esseri umani empatici e leali, capaci di vivere nelle proprie unicità. Andrea Muner. Almeno un motivo per essere qua. Sei grandissimo. Sì, infatti No. Almeno insomma diamo una motivazione Perché alla messa saltata.
Ma anche tu raccogli, quindi dall'alto riesci a raccogliere l'arnica, l'allenamento. No, non bisogna far così. Va bene. Allora, chi abbiamo? Ecco le insegnanti. Siete insegnanti voi? No. Non avete insegnanti? Venite. Davvero? In questo momento però no, complimenti, ciao. Cioè venite ciao. a Monselice, cioè non siete passanti che venite qui a prendere i soldi. No, quello è il rischio. Quindi, ma voi avete partecipato alla realizzazione di questo video? Sì. Sì? Idea vostra? Sì. Abbiamo fatto noi e niente, appunto... Niente, avete vinto. Niente. Ci siamo impegnati molto, diciamo, soprattutto perché abbiamo scelto questa location alternativa, perché siamo nati proprio al castello di Monselice e quindi abbiamo fatto queste riprese molto belle e ci è piaciuto anche visitare questi luoghi. Scusa, Istituto di Istruzione Superiore, che scuola è? Cioè... Liceo Scienze Umane. Ma che sti nomi, mamma mia, non si capisce. Scienze Umane? Sì. Bene. Da grandi che farete? Ancora non si sa. Vedi le facce. Ancora non si sa. Vabbè. Complimenti. Avete un po' di tempo ancora per deciderlo, sì, dai. Complimenti, prendete pure Andrea. il premio. 100 euro 100 per voi, euro. Grazie. Buon ritorno a Monselice. Salutateci Monselice. Si vede dall'autostrada, c'è la collinetta con sopra il castello. Un'altra segnalazione ha il titolo di, è una cosa molto veloce, 5 minuti. Ah no, è il titolo dell'opera. Classe di cinematografia del triennio al Liceo Scientifico Statale Giovanni Vailati di Roma. Coordinamento dell'esperto del laboratorio di regia Luca Piermarteri e le tutor Yolanda Fabbri e Daniela Romani. L'ultima cena dei condannati a morte. Noi stiamo per morire e tu pensi ancora a mangiare? Almeno muoio con la pancia piena, no? Allora, non è presente nessuno dei ragazzi, però abbiamo un video messaggio. Ce l'abbiamo fatta. Stop, riprese finite. Bravi ragazzi. Allora vi devo dare una bella notizia. Cosa? Abbiamo vinto un premio internazionale di cinematografia. Per il miglior attore? No, ma per la fotografia. Però non devi essere deluso. In realtà posso dire che attraverso le luci e le inquadrature siete riusciti a comunicare l'idea claustrofonica di un fungo che potrebbe minacciarci. Ok? Mi sono male. Per fortuna siamo riusciti a sopravvivere. Bene, siete contenti, ma che ve ne è sembrato questa esperienza? Secondo me è stata una bellissima esperienza sia per il significato del cortometraggio sia per l'insegnamento tecnico della cinematografia. Secondo te? E secondo me attraverso l'inquadratura e la fotografia siamo riusciti a dare un significato apocalittico ma non del tutto distopico. Perché se continuiamo a non accorgerci di quello che facciamo andrà a finire che ci arriveremo in un futuro così. Sì, anche con il trucco e i costumi abbiamo cercato di estermizzare i sentimenti più intimi e importanti che esistono. E ci dispiace non essere lì fisicamente alla prevenzione, ma speriamo che in questo video possiamo essere comunque presenti. E vi salutiamo da tutto il liceo Vailati e vi ringraziamo. Vi salutiamo. Grazie. Grazie mille.
Grazie alla classe di cinematografia. Bello, un liceo scientifico, una classe di cinematografia. Il premio comunque era di 200 euro, non è male. Premio Armo 1191, pensate. 800 anni di storia questo premio. Da 800 anni, da Carlo Martello. No, è un'altitudine, un'altezza. Per un video che promuova la sostenibilità, sta famosa sostenibilità ambientale, sociale, economica, in tutte le sue forme. Vince Che Grandi, gruppo D del laboratorio di cinematografia 2024-25 della scuola secondaria di primo grado dell'istituto comprensivo Olivieri, scuola Brancati di Pesaro. Coordinamento degli insegnanti Lorenzo Piscopiello, Fabrizio Colonesi, del progetto Cinema Immagini per la scuola del Ministero della Cultura e del Ministero dell'Istruzione del Merito. Mamma Bene, mia, queste sigle agevoliamo, in vai Italia, Gigi. Siamo quasi alla fine, tenete duro. Finisci quello che è nel piatto, il cibo non si spreca. Devi avere rispetto per quello che mangi, questa è anche casa tua. E cresci. Ma insomma, devi spegnere la luce. Perché sprecare inutilmente elettricità? Questa è anche casa tua. Ti devi comportare da grande. Finiamo alla grande. Come dire, cominciamo da noi a preoccuparci della casa del mondo. Ecco, anche da Pesaro non c'è nessuno, però piccole c'hanno cose mandato, quotidiane da tenere sempre presenti. ci hanno mandato un saluto. video messaggio. Ragazzi, qui c'è scritto che con il nostro corto abbiamo vinto il premio Armo 1191 per aver promosso la sostenibilità ambientale. E dove? Al 42esimo concorso internazionale di multimedia, video, cinema e scuola. E chi ce l'avrebbe dato? Il Centro Iniziative Culturali Pordenone. Grandi! Bene. Allora, questo era l'ultimo. Giorgio Simonetti mi fa cenno di ricordare che non c'è nessuna guerra, che il mondo è solidale, che tutte queste immagini brutte di un futuro non corrispondono al vero, tutti ci vogliamo bene e quindi ci auguriamo che tutto continui così come è andato fino ad oggi. E nel ricordarvi questo vi diamo appuntamento al prossimo anno. Chi ha già vinto ritenti, tanto qua non se ne accorgono, cioè, soldi a qualcuno devono darli. Grazie, continuate a seguire il concorso Video, Cinema e Scuola. Ditelo agli altri, partecipate. Quest'anno ci sono stati 101 lavori, cerchiamo di superare questo numero e dar più lavoro alla commissione che li vaglia. Guardate Pordenone, occhio a quel parco là che è pieno Tra di l'altro sarà il zanzare. 2027, quindi un anno particolare per Pordenone.